Benvenuti, oggi è martedì 8 aprile 2025. Il sole sorge alle 6:37 e tramonta alle 19:28. La luna si leva alle 15:20 e cala alle 4:34. Celebriamo oggi San Walter. Il nome Walter ha origini germaniche, è composto da Wald, che significa regno, e Ari, che significa esercito o guerriero. Pertanto il significato completo è comandante dell'esercito. Oggi l'8 aprile è dedicato a celebrare il Romano Dives, la giornata internazionale dei Rom, Sinti e Camminanti. Un giorno per ricordare il primo congresso mondiale del popolo Rom a Londra nel 1971, che segnò l'inizio della Romani Union, la scelta della bandiera e l'adozione dell'inno Gelem Gelem. Alberto Angela spegne oggi 63 candeline, portando avanti con fierezza l'eredità del padre Piero. Dalle prime apparizioni televisive con Albatros passa per la creazione e conduzione di Il pianeta dei dinosauri, fino ad arrivare a programmi di successo come Ulisse e Passaggio a Nord-Ovest. Il suo impegno nel campo della scienza e della cultura lo ha reso un vero e proprio ambasciatore dell'italianità nel mondo. Buon 64esimo compleanno a Nerio Alessandri, un nome che nel mondo del fitness e del wellness è sinonimo di rivoluzione. Lui è l'uomo che ha fondato Tecnogym, azienda leader mondiale nell'attrezzatura per il fitness, partendo da un garage nel 1983. Il suo lavoro è stato riconosciuto nel 2001 con la nomina a Cavaliere del Lavoro, rendendolo il più giovane destinatario di questo onore. Silvio Brusaferro festeggia oggi 65 anni. Una carriera dedicata alla salute e alla medicina, segnata da importanti incarichi, culminati con la presidenza dell'Istituto Superiore di Sanità. La sua leadership è stata particolarmente evidente durante la pandemia, quando è stato un punto di riferimento nazionale, contribuendo a delineare le strategie per la gestione dell'emergenza. L'8 aprile 2005 il mondo vide la sepoltura di Papa Giovanni Paolo II nelle grotte vaticane, sotto la Basilica di San Pietro, dopo che milioni di fedeli in tutto il mondo avevano reso omaggio al pontefice durante il suo funerale. Giovanni Paolo II, nato Karol Józef Wojtyła, fu Papa dal 1978. Il suo lungo pontificato, il terzo più lungo della storia, fu caratterizzato da un messaggio di pace, dialogo interreligioso e difesa dei diritti umani. Quanti corpi celesti ci sono nel Sistema Solare? Il numero preciso è ignoto, ma oltre 500.000 di corpi celesti hanno nomi ufficiali, mentre altri 300.000 devono ancora essere denominati. D'altronde basti pensare che il diametro del Sistema Solare è di circa 300.000 miliardi di chilometri. I corpi celesti più grandi sono gli 8 pianeti, che in totale possiedono 200 satelliti. Buongiorno ai 12. Oggi è Venere che prende la parola in accordo con Urano e con Marte gestisce una nuova realtà affettiva. Vediamo cosa succede sulla ruota zodiacale. Venere vi sussurra proprio all'orecchio una serie di parole dolci d'amore. Vi chiede di puntare su una storia su cui forse non siete troppo convinti, ma anche Marte, il vostro pianeta, è d'accordo. Forza, bisogna solo crederci. Toro. La giornata oggi è veramente molto significativa, visto che proprio sul vostro Urano, che in tutto il suo transito non è stato un ospite troppo semplice da gestire, convergono sia un ottimo aspetto di Marte che uno di Venere. Molto probabilmente voi Toro siete giunti ad ottenere proprio quello che volevate in amore e nella vostra pace interiore. Siete felici. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata molto piacevole, visto che la Luna interviene sul vostro Giove
e anche la potenza del sole, benessere, voglia di esprimervi e soprattutto voglia di essere corali, di fare gruppo e di trascinare nella vostra allegria tutti quelli che amate. Cancro, una giornata oggi veramente molto particolare, visto che Urano, Venere e Saturno convergono tutti in buon aspetto su Marte nei vostri gradi. Con una grande capacità, a volte un po' manipolatoria, ma state portando le cose proprio dove devono andare, per amore e per salvaguardare tutto quello a cui tenete, sia in famiglia che al lavoro. Leone, una giornata veramente molto interessante, la Luna ancora nei vostri gradi si connette con Giove e anche col Sole, favorendo ambizioni e favorendo sicurezze. Siete ben distanti dai dubbi che ogni tanto periodicamente vi investono, quindi oggi troverete opportuno dialogare in maniera più serena e parlare anche d'amore. Vergine, una giornata oggi che vede una luna un po' pensierosa, Saturno e Venere sono ancora contro, per cui potrebbe esserci un certo senso di solitudine affettiva. Vorrete cercare di nuovo di comunicare con il partner e troverete il linguaggio giusto per stabilire nuovamente la comunicazione. Bilancia, giornata oggi che vede una luna amica nella casa dei desideri realizzati, ma non solo, anche Plutone oggi è d'accordo con conferirvi molto fascino e carisma. Seppure Venere ancora tenta di trovare la sua strada e un amore perduto sembra non essere più gestibile come prima, forse ripercorrerete i vostri passi e tenterete di capire cosa avete sbagliato. Scorpione, giornata molto interessante, luna in quadratura, ma sorretti benissimo da Venere e Saturno. Questi due pianeti all'unisono si uniscono anche all'azione di Marte in Cancro e oggi potete di tutto al lavoro, facendovi anche rispettare e gestendo al meglio la passione con il partner. Oggi è una giornata in cui dovrete tirare fuori tutto il vostro carisma. Sagittario, oggi per voi il sole vi porta bene proprio perché vi regala grande energia e la luna, quindi i due luminari che vi fanno vedere un pochino più positivamente le cose. Il vostro percorso sta incontrando dei grandi assensi, dovrete continuare a mantenere un atteggiamento positivo perché tutto vada in porto come nei vostri progetti. Capricorno, oggi Marte sembra mettervi a dura prova, soprattutto in amore, dove però la dolcezza del partner interverrà in maniera positiva, facendovi stare bene e garantendovi comunque una certa stabilità insperata. Acquario, giornata oggi che vede Plutone in accordo con Mercurio e Nettuno, grande intuizione, grande creatività, ma soprattutto la lungimiranza di vedere molto in là con un progetto che vi sta a cuore e che gestirete molto bene. Pesci, giornata oggi che vede ribadire a Venere tutto il suo decisionismo, a costo anche di fare dei sacrifici, ma la vostra voglia di tutelare ciò che amate oggi è più forte, per cui è probabile che direte ai vostri referenti, alle persone che amate, cosa c'è che non va, al fine di migliorare tutto intorno a voi. L'8 aprile 1973 si spegneva uno dei più grandi artisti del XX secolo, Pablo Picasso. Nato il 25 ottobre 1881 a Malaga, in Spagna, Picasso fu una figura chiave nel mondo dell'arte moderna, contribuendo a fondare il movimento cubista e rivoluzionando il concetto di arte stessa con le sue opere innovative. Il modo di dire cavallo di battaglia si usa per parlare di quella cosa che una persona sa fare meglio di tutte, quella che tira fuori quando vuole davvero impressionare. L'espressione viene dai tempi antichi, quando i capi in guerra sceglievano i loro cavalli più bravi per combattere. Quindi quando qualcuno dice che qualcosa è il suo cavallo di battaglia, significa che è il suo punto forte, la sua specialità. Un po' come il superpotere su cui può sempre contare. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto.
Gaio Petronio era davvero un personaggio fuori dal comune, era elegante, alla moda, praticamente un influencer ante litteram, celebre per le sue serate sfarzose. Ha scritto il Satiricon, un racconto pieno di intrighi e situazioni al limite. Il passo più conosciuto è la descrizione della cena offerta da Trimalcione, un neo-riccone che rappresenta il massimo del cattivo gusto. Quando la vita a corte si fa troppo stretta e Petronio finisce in disparte, sceglie di andarsene in maniera unica, optando per un lento suicidio, tra versi d'amore e banchetti, senza mai piegarsi al volere di Nerone. Fino all'ultimo dimostra di essere tutto fuorché ordinario. Ci salutiamo con la frase del giorno. Il bisogno di avere ragione è il segno di una mente volgare. Quindi capisco che è difficile, ma oggi proviamo a metterci in discussione ed ascoltare gli altri in modo più attivo. Poi, se volete un consiglio da me, posso sicuramente dirvi che vi aspetto domani per un nuovo appuntamento dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.